躲到咱们这大山里来了。 Una creatività libera e indipendente che lo ha portato a sperimentare e lavorare nel mondo. Giuseppe Ferlito, regista padovano, firma con la regista cinese Ye Jijun la coregia di The Sound of Flames, un viaggio interiore, una poesia che lancia un ponte tra culture. Il film è stato presentato a Venezia 82. Un altro passo nella tua carriera artistica ormai più che internazionale, una collaborazione, una coregia per un film con la Cina? Sì, questa volta abbiamo intrapreso questa nuova avventura, una bella sfida sinceramente perché sono dei linguaggi così diversi, quello con cui io sono abituato a raccontare le storie e quello con cui invece la Cina racconta le sue sceneggiature, però è stato bello. Poi io penso che il compito di un regista alla fine sia mettersi anche un po' da parte e avere la capacità di mettersi a disposizione per rendere la sceneggiatura nel miglior modo possibile, quindi credo che sia giusto anche iniziare delle sfide diverse nella propria carriera. Come si rappresentano? Come si rappresenta il suono delle fiamme? Che fiamme sono? Il suono delle fiamme è la fiamma che ognuno ha dentro di noi che non dovrebbe mai far spegnere, di rispettare le proprie idee e le proprie opinioni, anche quando il sistema magari ci conduce a camminare tutti nella stessa direzione, se noi sentiamo il bisogno di spiccare il volo dobbiamo farlo, indipendentemente da quello che ci viene detto, da come ci veniamo cresciuti. È un film introspettivo, intimista, è un film, come sempre ho visto la cifra del tuo stile, che è quello di mettere in poesia, però anche con delle scene forti, no? Quando la forza può essere poetica, senza diventare aggressività. Sì, è un film autoriale, è una poesia secondo me più che un film e parla di due anime diverse, l'anima di un bambino e l'anima di una donna adulta che si innamorano platonicamente perché si ritrovano uno nel corpo dell'altra, ossia capiscono che circondati da una mentalità molto che tende a reprimere, loro vogliono seguire invece il percorso di sentirsi liberi e quindi sembrano che siano gli unici che parlano una lingua all'interno di una comunità che invece non li capisce e quindi vogliono soltanto alla fine stare vicini, ma soltanto la loro vicinanza non è compresa e capita dalle persone che gli stanno dal sistema che li circonda. Qual è stato lo scambio tra te e la regista cinese? Tu in qualche modo hai fatto capire che un po' hai cercato di esprimere e cogliere i tempi della meditazione, della riflessione e invece la regista cinese che cosa un po' ha preso della tua cifra stilistica, del tuo modo di fare film? Ma io penso che di essermi adattato più io in questa circostanza e credo che sia giusto fare così perché lo richiedeva la sceneggiatura. La sceneggiatura è prettamente una sceneggiatura cinese che racconta un periodo storico molto particolare e quindi io credo che fosse giusto che io andassi vicino, mi cercassi alla loro cultura. Sicuramente la mia impronta poi l'ho data perché volente o non volente la tua firma la metti per forza, ma ci siamo capiti molto bene con lei, c'è stato un dialogo molto sereno, molto di comprensione e di apertura mentale, quindi collaborare con lei è stato molto semplice, della verità. Dove sta andando la carriera registica di Giuseppe Ferlito? Non lo so, questo è un salto nel vuoto. Io non avrei pensato di fare questo film inizialmente, poi mi sono molto innamorato della sceneggiatura, però sono delle cose che in questo momento io aspetto delle opportunità, quindi sto anche rifiutando certi lavori perché li leggo e non mi ritrovo. Sono un momento della mia carriera in cui voglio cercare di prendermi delle responsabilità artistiche solo se veramente mi sento collegato, connesso a quelle sceneggiature, perché ho anche 50 anni e quindi credo sia un momento di svolta anche per la mia vita. Quali sono le caratteristiche che ti fanno dire di sì ad una sceneggiatura? La pancia, lo stomaco, cioè se la leggo e mi emoziono già in carta, perché ovviamente leggendola io la immagino, io trasformo già quello che sto leggendo in delle immagini, se sento che mi tocca l'anima, mi comunica qualche cosa emozionalmente, allora la rileggo una seconda volta con un'attenzione molto più tecnica. Se alla prima lettura sbadiglio, it's over.
Le emozioni dell'arte, tu sei un pittore affermato, anche molto originale, anche scherzoso. Le emozioni dell'arte come si traspongono nella regia cinematografica e viceversa? Beh, è molto più facile dipingere. Quando faccio un film ho bisogno di 80-120 persone, quando voglio fare un quadro prendo 10 pennelli e posso iniziare. Quindi è una libertà creativa meravigliosa la pittura rispetto al cinema per me. Però io sono figlio del cinema, dico sempre che il cinema è mia moglie e la pittura la mia amante, con tutto il rispetto alla mia compagna, ovviamente capite la metafora, ecco, tutto qua. Sempre deve essere però qualcosa che ti permette di essere indipendente, vero? Io sono nato per essere libero ed esprimermi nelle forme più diverse che sento. Magari domani magari scriverò un libro, oggi voglio sentirmi libero. È una bellissima vita e la voglio approfittare e mordere il più possibile. Madrina del film, Maria Grazia Cucinotta. Che cosa l'ha affascinata di questo film? Un film che anche prima il coregista parlava di tempi lenti, no? Di tempi che sono un po' i tempi dell'Oriente. Beh, l'Oriente corre tantissimo, i tempi lenti forse sono più lenti qui in Italia che lì, però significa il tempo di guardare, di osservare, di pensare, forse una cosa che abbiamo perso un po' l'abitudine perché andiamo tutti di corsa e ci dimentichiamo la vita, ci dimentichiamo che esistono le emozioni, che esiste anche l'emozione di un guardare un'alba, di guardare una pianta, un fiore che sboccia, di fare attenzione agli altri, di ascoltare. Di potersi leggere un libro, diamo tutto troppo per scontato quando questo una volta forse non lo era abbiamo conquistato una libertà che stiamo oggi per riperdere, quindi è un film che ti invita a riflettere attraverso un viaggio che veramente devi guardarlo perché è talmente emozionante che non lo puoi descrivere. Come è cambiato il cinema italiano e come è cambiato il Festival di Venezia? Io l'ho incontrata varie volte qui, sia in veste di protagonista, sia in veste anche di promotrice di campagne di sensibilità molto forti. Venezia è cambiata in qualche modo come culla del cinema? No, Venezia è sempre con le braccia aperte, ti arrivi e già soltanto sali sulla barca per arrivare e già sei su un red carpet che è unico al mondo, arrivi ed è talmente internazionale che nessuno si sente straniero, siamo tutti uguali, parla l'arte, parla la cultura, parla la creatività e il pubblico è immenso. Parla la vita qui a Venezia, anche la vita con i temi molto caldi in questo particolare anno. Beh, io sono ambasciatrice delle Nazioni Unite da anni, le guerre sono sempre troppe e non c'è un'evoluzione in questo nell'essere umano. Chi non capisce che la vita è preziosa non merita attenzione, bisognerebbe veramente essere tutti uniti e lottare tutti per la vita e non lottare per perdere la vita.